In diretta dalle frequenze di Radio Padania Libera, questa è la Catapulta. You got me rocking and rolling, rocking and reeling, Barbara, Barbara. Went to a dance, looking for romance. Saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann, Barbara Ann. You got me rocking and rolling, rocking and reeling, Barbara Ann, Barbara Ann. Ba 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 Barbara Ann. Ba 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 Barbara Ann. Dire Radio Padania un attimo, noi dovremmo avere una piccola clip di Radio Padania domenica scorsa, no? Visto che Federica ci invita a nozze. Riusciamo a sentirla? Eccola qua. Abbiamo un'altra chiamata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Daniele di Brescia. Ciao Daniele. Ciao, ascoltami per cortesia, volevo dirvi, ma non vi siete ancora resi conto che i soldi che non danno i pensionati e perché non mandano in pensione i pensionati è perché dobbiamo mantenere tutti quegli animali che vengono di qua? Allora, penso che gli animali tu ti riferisca ai clandestini che arrivano a frotte dalle coste dell'Africa. Dovrebbero dare a noi delle pensioni? Sicuramente sì. Sono sacrosanti nostri, e come tutti gli aumenti di tasse che ci sono stati, rendiamoci conto che vengono utilizzati tutti per quei bastardi che arrivano. Purtroppo non possiamo fare altro che confermare. Allora, quando c'è una crisi, per forza, l'egoismo impera, però l'Europa e l'Italia non possono, cioè in quelle barche naufragano anche i valori europei. Non c'è dubbio, però nella crisi dell'Occidente. le telefonate così, adesso non bisogna anche farci troppa speculazione. Non si specula, però perché i bastardi, lo so, animali, ho capito, quella è Radio Padania, quella è Radio Padania, De Magistris. Caro dottor Giannini, no. Questa non è Radio Padania. Radio Padania è fatta dai registi, dal direttore, da tutte le persone che la compongono, e soprattutto è fatta da volontari e da tutti gli ascoltatori che tutti i giorni ascoltano la radio e che donano parte dei loro soldi, soprattutto in questo periodo di crisi, che hanno un ideale, a differenza di tante altre persone che danno anche 5 euro, 1 euro, 2 euro, non importa, però questa è la vera Radio Padania, caro Giannini. La prossima volta, però, magari prima manda una mail e chiedi, magari la prossima volta mandalo tutto il servizio e magari la prossima volta rispondi alla mail che ti abbiamo mandato per il diritto di replica, perché così non si fa. La prossima volta, mi raccomando, dottor Giannini, lei è un giornalista, faccia il suo lavoro in maniera corretta e non per portare avanti quelle che sono le politiche di questo grande regime, perché in questi giorni, vero Fulvio, c'è stata la fantomatico 25 aprile, data di liberazione. Cari signori, la liberazione non c'è mai stata, perché noi siamo passati da un regime dittatoriale a un altro. Io il 25 aprile, sapete cosa festeggio? Il San Marco, viva la Serenissima Libera, viva! Fulvio, buongiorno. Buongiorno Zaffo, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Martedì sera io ero tranquillamente stravaccato sul divano a guardare Flash e mi manda un messaggio una mia amica, mi dice: Fulvio, siete su Ballarò? Faccio: come siamo su Ballarò? Tra l'altro saluto la Niki. Faccio: guarda, hanno trasmesso un pezzo della vostra diretta dicendo questa è Radio Padania, questi sono, il discorso era questo è quello che passa su Radio Padania. Ora, come appunto hai detto anche tu, Zaffa, successivamente noi abbiamo replicato quello che aveva detto il nostro radioascoltatore, dicendo che sebbene i modi non fossero stati dei migliori, noi non per questo non diamo la possibilità a chiunque di esprimere il proprio parere. Non a caso, molto spesso, direi quasi tutte le domeniche ormai, ci chiama anche un radioascoltatore che ci fa due palle così, contestando tutto quello che dice la Lega. Ci riferiamo a quel signore, penso di origine magrebina, non si offenderà, dall'accento si capisce che non è nato qui. Noi però, nonostante tu qua rompa le balle ogni volta e provochi, noi comunque diamo la possibilità a lui di esprimersi. Certo. Come facciamo? Come ci ascoltiamo le sue critiche? Diamo la possibilità anche ai nostri di esprimersi. Certo, ognuno poi si esprime come meglio crede, ma noi diamo la possibilità a tutti di esprimersi. Ricordiamoci che la gente comunque in questo preciso momento storico è esasperata
perché c'è la gente che non riesce ad arrivare alla fine del mese, queste persone che invece che sbarcano, e ricordiamo, non tutti sono rifugiati politici, ma solo una minima parte riceve appena arriva 900 euro al mese senza fare nulla. Bisogna capire anche la situazione dei nostri connazionali, concittadini che chiamano e sono disperati e vedono nella Lega e noi come loro mezzo di diffusione di quello che loro sentono e che provano. Noi siamo e continueremo a stare dalla parte della nostra gente. Se la nostra gente vuole chiamare Radio Padania e vuole parlare liberamente, lo può fare, certo. Anche perché, Fulvio, ricordiamo la differenza della RAI, questo è un canale veramente senza filtro, dove tutti possono chiamare e tutti possono liberamente dire il loro pensiero. E anche questa è Radio Padania, quindi, cari ascoltatori della RAI, io adesso mi riferisco a loro, visto che avete le orecchiette così lunghe da andare a captare tutto quello che succede anche la domenica qua sulle nostre frequenze, mandatelo questo servizio, fate raccontare quello che è veramente Radio Padania, mandatela questa sintesi la prossima volta, mi raccomando, perché il giornalismo lo si fa dicendo quello che succede veramente, non quello che fa comodo, punto. Veneto libero. Noi volevamo chiarire questa cosa. Oggi, visto che ieri era la festa di San Marco, oggi siamo venuti con la bandiera della Serenissima, perché noi crediamo nella Serenissima, nella Repubblica, sì, nel popolo veneto, quindi un caro saluto a tutti i veneti che sono in ascolto. E buona festa a loro. E buona festa a tutti voi. Bene, ci siamo tolti questo peso, perché insomma alla fine era quasi una settimana, Fulvio, alla fine della era fiera, quasi una settimana. Passiamo sempre per i cattivi, i razzisti, i matti, semplicemente perché noi facciamo dire quello. Lo daremo più tardi un altro contributo interessante di questi ben pensanti. Sì, un altro attacco sempre alla Radio Padania. Radio Padania dà fastidio perché, a differenza di tutte le altre emittenti, non si sono adeguate al pensiero unico che questo Stato sta cercando di inculcare, sia attraverso i giornali, sia attraverso le televisioni, che attraverso le radio. Noi siamo gli unici che dicono danno la possibilità alle persone di dire quello che pensano. Evidentemente questo dà fastidio. Sì, tra l'altro, Fulvio, voglio dire, oramai qua siamo sempre più circondati da notizie sempre più positive, sempre più interessanti, diciamo, definiamole interessanti del nostro Premier, che adesso è diventato, come dicevamo l'altra domenica, segretario Premier, no? Adesso vengono dette tutte queste cose qua, proprio presidente in segretario, stile, bravo, proprio in stile dittatoriale. È come se stessero costruendo veramente una figura quasi mitica di questo personaggio, che noi comunque continueremo a contestare, non per questioni puramente personali, cosa che spesso accade invece nei nostri confronti, dove veniamo attaccati per questioni personali, ma proprio per le politiche che sta portando avanti. Signori, a me non risulta che i giovani vengano assunti a tempo indeterminato, come invece raccontano sui giornali. Almeno io penso di essere un ragazzo giovane, tu pure, Zappa. Io non ne conosco uno che abbia assunto a tempo indeterminato appena finiti gli studi. Quindi già questo non mi risulta. Secondo, che le tasse siano state abbassate. Assolutamente. Altro dato in contrasto con quello che viviamo. Ma poi, tra l'altro, Fulvio, rimaniamo sulle tematiche che sono venute fuori, sempre legate a questi video che sono andati su Ballarò, e quindi sull'immigrazione, Mare Nostrum, Triton e quant'altro, no? Ennesimo fallimento del governo italiano, ennesimo fallimento della comunità europea in questi giorni, questa settimana, dove hanno trovato, diciamo, questo accordo, che fondamentalmente non è nemmeno un accordo, dove finanziamo di più, però in realtà sono veramente 4 soldi, ricordiamo, l'anno scorso l'Europa ha ceduto all'Italia 15 milioni di euro sul miliardo di costo complessivo di Mare Nostrum, quindi si tratta veramente anche lì di gocce veramente gettate nel canale di Sicilia, proprio per rimanere in tema. E purtroppo non sono soltanto quelle, perché secondo me la responsabilità di queste morti che avvengono sono esattamente di chi continua a dire venite, c'è posto per tutti, vi manteniamo, non c'è alcun problema. Quindi su tutti i fronti, mi dispiace dirlo, perché poi queste cose qua si riflettono su tutte le persone, sono di chi sta in alto, non di chi sta in basso. I problemi sono che poi per pulirsi la coscienza dicono che siamo noi a speculare su queste morti, quando in realtà sono da anni che noi diciamo che queste persone non devono
non deve essere data loro la possibilità di partire proprio per evitare di incorrere poi in questi disastri. No, è vero, è tremendi. vero. È vero. Fulvio, prima di andare avanti, anche oggi ricordiamo i numeri per contattarci, perché ricordiamolo, noi siamo senza filtro e in questo caso ci darà una mano poi anche il nostro regista, oggi Giulio, a riprendere le chiamate. Allora, per chiamarci, Allora, il Fulvio, numero di telefono è 0266203529. e invece per mandarci messaggi il numero è 346 64 277 56. Allora, come dicevamo, Fulvio, c'è stato questa riunione speciale a Bruxelles per discutere di quanto accaduto. Diciamo che la nazione che più si è esposta è stata la Gran Bretagna, che ha detto: noi vi diamo supporto navale d'aereo con navi ed elicotteri, però Ve li dovete tenere, no? Ricordando quella che è la Parole convenzione povere. di Dublino, che fondamentalmente la nazione che deve dare ospitalità a queste persone deve essere la nazione che principalmente, o meglio, scusate, dove arrivano, dove sbarcano questi cittadini. Bene, magari in situazioni normali. Questa purtroppo non è più una situazione normale e non è più una situazione Perché gestibile. Si tratta no? di un vero e proprio esodo, ma di centinaia di migliaia di persone. E noi sì. non siamo assolutamente in grado di gestire questa cosa. Ricordiamo che proprio la scorsa settimana da parte dei prefetti c'è stata la richiesta a tutti i comuni di prevedere delle strutture che possano accogliere questi nuovi clandestini, e visto che la maggior parte delle strutture sono piene e le disponibilità sono veramente ridotte, addirittura è stato chiesto alle case private ai privati di aprire le porte. Certo. Abbiamo la prima all'accoglienza. chiamata, Fulvio, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, abbasso la radio. Sì, grazie. grazie. Ascoltate ragazzi, Sì. io volevo riallacciarmi alla questione dell'Inghilterra, Sì. a Cameron, che ha detto che manda la nave, però non se ne vuole nemmeno uno. Allora, volevo ricordare al signor Cameron, attraverso voi, visto che ci sono molte persone che stanno ad ascoltare Radio Padania, chissà che non ci sia anche la regina d'Inghilterra. Ecco, volevo dire che l'Inghilterra è sempre stato un popolo di colonizzatori. Io premetto che sono leghista e sono contrario a questi sbarchi a priori al 100%, bisogna aiutarli, come diceva già Bossi, a casa loro. Ma voglio dire che gli inglesi sono famosi per essere stati dei grandi colonizzatori e un popolo di rapina, nel senso che hanno sfruttato tutti i giacimenti possibili e immaginabili in ogni paese possibile, compreso l'Africa. Quindi sono dei mascalzoni che hanno attinto a tutte queste risorse, compreso l'Africa appunto, e non solo, perché hanno colonie ancora adesso dappertutto. Per esempio in Ghana parlano inglese, ecco, tanto per dire, basta fare una piccola ricerca. E allora voglio dire che sono dei delinquenti, perché si sono arricchiti sfruttando questi paesi. Voi cosa ne dite? E un altro stato mascalzone è il Vaticano, perché ha un patrimonio immobiliare immenso, incalcolabile, Castel Gandolfo vuoto, il convento dove vive Ratzinger ci vive solo, servito dalle suore là che strimpella il pianoforte, e il Vaticano tutto. Chiudono le porte a doppia mandata e Gesù Cristo non avrebbe certamente fatto così. Quindi devono sprofondare più di quelli che sprofondano in mare, dalla vergogna, compreso il signor Bergoglio. Questo è quanto, ragazzi. Grazie per l'intervento, molto, molto interessante. Beh, Fulvio, sul patrimonio immobiliare della Chiesa ne abbiamo già parlato, non solo di quello, anche di altro, ed effettivamente è vero, non si può predicare la carità quando però comunque ci sono tante cose che invece potrebbero essere d'esempio. Ci sono tante opere, per carità di Dio, che sono intoccabili, nessuno ne vuole discutere, altre invece sono un attimino un pochino più discutibili, come effettivamente, ad esempio, visto che c'è tanto da dire, nello Stato del Vaticano ancora oggi esiste il famoso reato di immigrazione clandestina, quindi ecco, esistono tante cose. C'è un messaggio che arriva da Fabio, lo leggiamo. Allora, visto che i nostri avversari non aspettano altro che occasioni come queste per denigrarci, abbiate solo l'accortezza di prendere le distanze immediatamente da chi usa certi toni quando chiama alla radio, così
li lasciamo a mani vuote. Beh, Fabio, è stato fatto, comunque se tu vai a vedere la registrazione, non solo in un primo momento avevamo comunque tentato di accantonare gli aggettivi che sono stati utilizzati, ma poi avevamo spiegato perché, pur non condividendo quelli che sono stati gli aggettivi utilizzati dal nostro ascoltatore, noi avevamo comunque detto che capivamo quella che era la protesta, perché oramai, appunto, come ha detto prima giustamente il Fulvio, si è arrivati veramente allo stremo, si è arrivati al limite, a raschiare il fondo, come si suol dire. Abbiamo subito una chiamata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono dal Bengalo. Buongiorno. Io confermo, così tanto per dire che non sono parole vane, quello che ha detto la signora. Gli inglesi hanno colonizzato tutto il mondo, come adesso in un certo senso ci colonizzano con la lingua, ma io ho un amico, Clark Blasey, inglese, nato qui, che vive, ha vissuto, è morto purtroppo, non troppo anziano, 78 anni, quello che ha vissuto tutta la vita, c'è qui la vedova, è vero, con le rendite avute che gli aveva, ma adesso qualche anno fa ancora che c'era, tutta la vita con le rendite bene, con le rendite delle loro colonie. Pensate un po', mio amico, bravo, simpatico, con la faccia di inglese tondo. Seconda cosa volevo dire, Sì. qui è pieno di marocchini che io conosco anche e mi dicono, zio, mi chiamano così, noi non abbiamo guerre, non abbiamo mai avute, veniamo qui così quando ci pagano anche il caffè, perché ci viene bene, perché ci mantengono, perché là il nostro re ci volta le spalle quando ce ne andiamo via e fa finta di niente. Quelli non hanno una guerra, ma sono qui in tanti, non credo che siano solo dal Benga. Ciao. Sì, ciao, grazie per l'intervento. Beh, effettivamente è vero, ci sono tanti clandestini, chiamiamoli come tali, che arrivano da paesi dove effettivamente la guerra non c'è, quindi non possono nemmeno andare a richiedere il famoso status di rifugiato politico. Pronto, la seconda chiamata? Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo dirvi questo. Purtroppo per noi è sbarcata la fiumana biblica dei cosiddetti migranti tunisini, libici e tutto quello che si vuole parlare. Che poveracci sbarcano con giubbotti firmati, telefonini satellitari, vestiti all'ultima moda. A Milano, ragazzi, c'è il principale centro sociale italiano, il Leoncavallo. Sì. È mica vero? È vero. Ecco, che almeno 1 migliaio di clandestini li può ospitare. Calcolando i centri sociali lombardi e di altre regioni italiane, arriviamo a una bella cifra, secondo me. Loro, così solidari col prossimo, non negheranno certo cibo buonissimo e tutto il necessario per un piacevole soggiorno. Cibo etnico soprattutto. Se parliamo di socialità, questo è il momento migliore di mettere in atto la loro solidarietà sociale. È vero. Ma dubito che questo avvenga a chi frequenta questi centri sociali, figli di ricchi e di radical chic. Vero. È vero, ragazzi, assolutamente vero. Grazie. Sottoscriviamo quanto dice la signora, sottoscriviamo. Allora, cos'è che aveva detto? Aspetta, adesso mi è sfuggito un attimino come aveva iniziato l'intervento della signora. Che ne volevo appunto dei centri puntualizzare. sociali. No, non dei centri sociali, la parte prima. Vabbè, dei centri sociali sicuramente potrebbe essere un'ottima idea, magari se c'è qualcuno che ci ascolta, magari che li portasse, che se ne portassero un po' anche loro a casa da mantenere, no? Ma sì, visto insomma, che loro sono così che diano un buon bravi. esempio, no? Cioè, cosa ci vuole, Fulvio? Che diano un buon esempio. Noi siamo qui ad aspettare che loro ci diano un buon esempio per l'accoglienza. Però, cacchio, mi dispiace perché la signora mi aveva dato veramente uno spunto molto, molto ecco, sulla parte dei profughi. Ecco, è stata una notizia anche questa che è uscita in queste ultime settimane, dove addirittura sembrerebbe che gli scafisti abbiano questi telefoni cellulari addirittura satellitari e addirittura avvisino la Guardia Costiera italiana per farsi trovare. È uscita questa notizia veramente assurda, fosse confermata sarebbe veramente incredibile, perché partiamo dal presupposto che uno che scappa da una guerra non ha telefono satellitare. Partiamo da qui. Mi viene veramente difficile immaginare uno che scappa dalla guerra, perché sicuramente non gli viene in mente di prendere un telefono, ok, soprattutto satellitare, quindi soprattutto di quella tecnologia e soprattutto di quel costo. Ok, parliamoci chiaramente. No, poi abbiamo visto come ci siano ormai vere e proprie organizzazioni che gestiscano la traghettata, diciamo, tenuto anche conto che finché passa il messaggio che non abbiamo, che la nostra marina militare, invece di andare a pattugliare e controllare i mari, funge da servizio taxi, è ovvio che ci marciano. Marciano alla grande. Sentivamo dire che anche dalle intercettazioni che hanno mandato in onda
che gli immigrati pagano anche migliaia e migliaia di euro per fare questo viaggio. Sì. Sicuramente tra questi ci sono alcuni disperati che scappano dalla guerra e giustamente a questi viene riconosciuto lo status di profugo. E giustamente bisogna riconoscere un determinato tipo di aiuti, ma per carità di Dio, questo è legittimo, però non si può negare che invece ci sia alle spalle un vero e proprio business, e questo business permetta anche a possibili anche terroristi, delinquenti di sbarcare liberamente sul territorio, anche perché poi ci siamo accorti come, essendo le strutture incapaci ormai e sature sì, nel poter gestire questa emergenza, queste persone scappino da questi centri di accoglienza e poi spariscano. Sì, poi tra l'altro, Fulvio, ci sono anche altre tematiche, noi ne abbiamo raccontate, una è quella sanitaria, abbiamo visto in questi giorni anche lì notizia fresca dove si è detto che a Milano Centrale e forse a Como, non ricordo bene, anche a Monza purtroppo. Anche a Monza con la scabbia. Di scabbia. No, insomma, non è che sia proprio il massimo. E poi c'è anche il problema legato al terrorismo. Ci sono stati degli arresti in settimana di pakistani che stavano preparando e che hanno organizzato degli attentati anche molto importanti, quello ad esempio di Peshawar, quando c'era la Clinton in visita, e stavano organizzando degli attentati da fare sul territorio della penisola italica. Quindi è chiaro che se non viene posto alcun filtro a questo continuo flusso di persone... Però c'era qualcuno che l'aveva detto e si è preso del razzista, dello xenofobo, ne sappiamo tante di cose. Mi ricordo che fino a qualche mese fa, quando noi eravamo gli unici a dire che l'immigrazione poteva essere un modo per importare, far arrivare terroristi sul nostro territorio, eravamo stati insultati, depennati da qualsiasi articolo, calunniati. Ma ancora adesso, tutto. Ragazzi, abbiamo un contributo del 2004, Umberto Bossi, sentite. Va bene. Gli immigrati costano moltissimo a tutti i cittadini del nostro paese, perché lavorano pochissimo anzi, e li dobbiamo mantenere la sanità, sono una cifra enorme per il paese, non sono affatto una risorsa, è il contrario di quanto dice il ministro Pisanu. Ecco, questo è una delle grosse problematiche. Bossi, non è la prima volta che lo sentiamo in cose profetiche. Esatto, lo sentiamo anticipare i tempi. Sì, di parecchi anni. Questo era nel 2004. Poi tra l'altro io, Fulvio, a questo punto aggiungerei un'altra cosa. Ti dice che gli immigrati diano un valore aggiunto alla nostra economia. Io sinceramente non ritengo tale, perché a parte il fatto, lo stato sociale che va riconosciuto poi a persone che in precedenza non hanno versato tasse e quindi comunque hanno un surplus fiscale non da poco, ma io aggiungerei che tanti immigrati che sono qua e hanno la famiglia magari nei paesi di provenienza e mandano i loro risparmi nei loro paesi di origine dove ci sono le famiglie, crea un grosso problema in realtà. Una bilancia dei pagamenti che è scompensata, perché da una parte abbiamo una persona che lavora qui e dovrebbe generare ricchezza, ma che in realtà non la genera, perché tutto quello che guadagna poi lo manda poi dopo nei paesi di origine. Le cosiddette rimesse dei migranti. Cioè noi in passato, quando abbiamo subito l'emigrazione nei paesi penso soprattutto alle Americhe, le rimesse dei migranti erano una delle voci principali della bilancia dei pagamenti dello Stato. Adesso invece sta avvenendo il contrario, ovviamente, essendo diventati un paese di immigrati. Questa ricchezza, che anche qualora venga generata, viene purtroppo mandata fuori, quindi non continua a girare all'interno della nostra economia. Teniamo anche in considerazione che anche l'accoglienza di tutte queste persone crea anche dei brutti meccanismi anche nel sistema del lavoro. Vediamo come molto spesso nel sud Italia, per esempio, la cosiddetta manodopera a basso costo. Si vedono molto spesso queste persone di colore nei campi, in condizioni credo che disagiate, forse è un aggettivo troppo positivo, è vero. rispetto a quello che è in realtà, sottopagate, e che purtroppo lavorano anche 12-14 ore al giorno. E poi le abbiamo viste le rivolte, cioè non molti anni fa, Fulvio, ricordiamoci, noi vediamo le banlieue, no, quando sono esplose e quant'altro, però le proteste si sono iniziate a vedere anche qui
Cioè, quindi quando si parla di immigrazione... Non si può negare che l'immigrazione comunque causi anche un problema sociale. Di tensione sociale. Gestita in questo modo, la problematica è che genera tensione sociale. Perché se queste persone comunque, una parte di esse, che non avrebbero il diritto ad avere questi sussidi in quanto non status di rifugiati politici, ovviamente ciò crea una tensione con tutti gli altri cittadini che lavorano tutti i giorni, pagano le tasse, si fanno un mazzo così, questi arrivano belli, poi si vedono le foto, perché poi le foto le vediamo tutte, ormai grazie anche all'uso del web, anzi direi meno male che esiste il web, perché cercano di raccontarci le palle attraverso i mass media, invece grazie a Dio attraverso il web forse si riesce a capire come realmente stanno le cose. Vediamo queste persone molto spesso in questi alberghi, comunque alcuni anche dei bei alberghi, 3-4 stelle, con piscina, sauna, bagno turco, è vero, belli seduti di stamare, insomma uno dice, ma è chi me lo fa fare di lavorare tutto quanto? Sì. Anch'io prendo l'aereo, vado dall'altra parte, sbarco. Prova Fulvio, a vedere cosa succede. E poi vediamo se danno anche a me il sussidio. Sì, ma per me, guarda, per me ti danno una pedata nel culo più che il sussidio. Abbiamo una chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, ciao, sono Vincenzo. Senti, è giusto quello che diceva il tuo collega, il trasferimento di moneta, no? Perché la vita dell'emigrante, io vengo da un paese, da una regione di immigrati, sono napoletano, quindi ho avuto anche parenti che sono stati in Svizzera e quant'altro, non mangiano nemmeno per non andare al gabinetto, poter risparmiare e mandare i soldi nella terra d'origine per farsi la casa, per farsi quello che si devono fare, quindi è un danno per noi, no? Volevo parlare poi di quello che è successo con sta resistenza, la liberazione da che cosa? Hanno contestato la brigata degli ebrei, io vengo da una cultura di destra, quindi non è che sia un simpatizzante degli ebrei, cioè la liberazione vorrei capire da che cosa, per colonizzarsi con gli africani, questo è il punto. E il secondo punto che volevo dirti è che queste persone qua quando adesso mi sfugge il concetto, vabbè, comunque ti ho già dato una panoramica, la perdita di identità non è mai un valore ma è un disvalore, questo è il punto, e tanti avvocati ci sono a disposizione, casi e quant'altro di primo pelo per poter aiutare a fare pratiche amministrative per queste persone, permessi di soggiorno e quant'altro. Fatti il nome buono, ruba in chiesa, me lo diceva sempre la buona mio nonno. Con le coperture umanitarie. Buona giornata. Grazie mille. Ciao. La risposta dopo la pubblicità, visto che per mantenere la nostra radio ci vuole un po' di fatturato, rientriamo tra qualche minuto. Per un sordocieco camminare è fare il primo passo sulla luna. Per un sordocieco nuotare è come scoprire un mondo sconosciuto. Per un sordocieco riconoscere un volto con le mani è inventare una nuova tecnologia. Da 50 anni la Lega del Filo d'Oro aiuta i sordociechi a compiere gesti che valgono come scoperte enormi. Contribuisci anche tu. Dona al 45502. 2 euro con un sms. 2, 5 o 10 euro da rete fissa. 45502. Insieme si può andare lontano. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Radio Padania Libera, la tua radio. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Pentadent sostiene la prevenzione.
Questo mese il check-up completo non ti costa nulla. Vieni a trovarci. Visita, eventuale panoramica e piano di cure sono eseguiti con la massima professionalità e se la tua bocca lo necessita, potrai effettuare anche una visita specialistica con un nostro ortodontista e implantologo. Scarica subito il coupon prevenzione dal sito pentadent.it o chiama l'800 700 860. 800 700 860. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Fabrizio Rondolino? Non vuole mica che risponda a questo Delirio. chi è? Il direttore della Padania, mi diceva Angelo Direttore di Radio Padania, Alessandro No, vabbè, Morelli. ma è Gentaglia, veramente non... Gentaglia sarà lei, scusi, io ho espresso un'idea che forse è ben diversa da quella di tanti politici e tanti giornalisti e che rappresenta, sa cosa rappresenta? I cittadini italiani, Sì, perché vabbè. gli italiani ne hanno piene le scatole di vedere in televisione, di vedere queste parole di Renzi, che glielo ricordo, forse lei ha votato, non credo perché non ne ha avuto neanche lei l'opportunità e la possibilità, siccome non andiamo al voto da un po' di tempo per eleggere i nostri governanti, e ricordo che i cittadini italiani forse sono piuttosto arrabbiati rispetto a questo tema perché un immigrato ci costa 35 euro al giorno, che paga anche lei, anzi mi piacerebbe sapere quanti ne ha a casa, e peraltro leghista ci costa ancora gli di italiani vivono nelle macchine perché ci sono gli esodati, glielo ricordo, giusto per capirci. Sì, vabbè, ma Allora, Gli se mi esodati faccio ci sono- sentire per Rondolino, proprio non ho intenzione di discutere lei non con si questo rende conto che la imbecille, non è politica come la proprio- fate voi è diventata No, gestione del consenso. non ho intenzione di Facciamo che in discutere con questo questo imbecille. Ma Allora, come si innanzitutto, permette? Lei sta dando come mi dell'imbecille a Sì, qualche no, milione di italiani che la dell'imbecille- pensa esattamente ma come lascia me. perdere gli italiani, manco sai cosa sono gli italiani. Uno che Lo arriva sa qui lei e dice, allora? Oh, uno per che arriva fortuna qui che è e dice, il arrivato- Presidente che del è arrivato Consiglio non il Papa rappresenta e ce lo dice. nessuno. Come non rappresenta nessuno? Il Presidente del Consiglio gode della fiducia del Parlamento. Io capisco che nel vostro analfabetismo, nella vostra ignoranza, nella vostra trivialità questo non qua? Ma come conoscete si neanche permette? come funzionano Ma da le dove leggi, viene? la Costituzione Ma da dove italiana. viene? Ma la Costituzione Ma da dove italiana viene prevede lei? che Ma il guarda governo te, in ma come si carica... permette? Come vi permette? Ma la pianti, Comunque, ma non mi la va di pianti di discutere con questo offendere, imbecille. ma chi è lei? Se posso esporre la mia opinione proviamo a tenere su quello un che è successo, registro no, io non tengo, no, educato. non è che pazienza, io non sarei neanche venuto in questa trasmissione se avessi saputo di incontrare un imbecille del genere. Ancora. Ci sono Un altro. 700 persone che sono morte in Ma mare guardi ieri, che se ne dà io non fastidio discuto di parlare questo con la gente, argomento, con le io persone e tenere delle tesi. Allora me ne Guarda pure vado. se non è in Non grado. discuto con un imbecille. Guarda te, ma come si permette? Eccoci, allora siamo entrati dalla pubblicità, questo era il nostro mitico direttore Alessandro Morelli che rispondeva al signor Rondolino in una trasmissione di La 7. Direi che le parole si commentano più di ogni altra. Fu veramente una cosa, signor Rondolino, mi spiace che la pensi così. Adesso capiamo. Vabbè, questi sono i democratici, sono quelli i che rispettano le idee democratici, altrui, quelli che hanno sempre la ragione dalla loro parte, che sa sempre tutto, i colti, quelli che rappresentano la cultura. Vabbè, bene così. Sì, è vero Fulvio, guarda, veramente io quando l'ho visto lunedì mattina sono rimasto veramente scioccato perché insomma... Ma evidentemente non sanno reggere il confronto, perché... No, tra l'altro è vero che questa persona se n'è andata, comunque rispondendo poi tra l'altro anche a quello che diceva il nostro ascoltatore, io risponderei tra l'altro anche qua, purtroppo non l'ho trovato anche il video perché a me piace far parlare i fatti più che le parole, dove c'erano queste persone per i festeggiamenti del 25 aprile in Piazza Duomo qui a Milano,
che inneggiavano alla morte dei Marò rinchiusi in India. Ovviamente queste persone, gente di estrazione di sinistra, culturale con la K, bene, cari signori, no? Come era tempo fa, 10-100.000 in Assiria, adesso la vergogna si ripete, perché allora ricordatevi una cosa: se voi siete per l'anarchia e vi piace vivere in un mondo parallelo, sta bene, però non imponete la vostra idea alle altre persone, perché ci sono delle persone che stanno soffrendo, sono lontane dalle loro famiglie in questo momento per delle ingiustizie, e grazie all'inefficacia della politica estera di governi, tra le altre cose, voi paladini della giustizia non democratici. Dal governo Monti ce lo ricordiamo, cosa hanno fatto, infatti, che li avevano riportati indietro, poi li hanno rimandati là per la questione degli elicotteri, ricordiamole le cose. Come ha detto prima anche, che diceva prima anche Lale lì nella trasmissione di La 7, governi come appunto quello di Renzi che nessuno ha eletto. Nessuno ha avuto l'opportunità di eleggersi. Mi fanno ridere queste persone che ci insultano e dicono: voi non rispettate la figura del Presidente del Consiglio che risponde delle proprie azioni dinanzi al Parlamento, rappresenta esautorato. Esautorato. Infatti stiamo vedendo anche in questi giorni quello che sta succedendo, che da parte del governo il governo vuole imporre anche una legge elettorale che addirittura crea disagi anche all'interno del suo stesso partito. Sì, l'abbiamo visto, no? Addirittura Adesso sono stati eliminati tutti i componenti della commissione tra virgolette non renziani. Esatto, tutti, no? Perché così, almeno così facendo, se non vengono apportate modifiche durante la commissione al testo rimane tale, si può chiedere la fiducia. E qua il giochino, no? Allora, fuori tutto ciò che non è renziano, per mettere dentro invece tutti i soldatini del segretario premier, no? Per fare questa ricordiamo l'ennesima porcata. Ma guarda, io a questo punto spero che veramente anche i rappresentanti del PD che sono in Parlamento tirino per una volta fuori le balle, perché insomma va bene dire sempre queste cose, non va bene, però quando poi arriva un momento importante, si vota la fiducia perché si vuole conservare la cadrina che fa sempre piacere avere, allora è inutile dire poi quello che fa Renzi non ci piace, così e colà. No, è vero, sarebbe Fulvio, l'occasione buona, perché ci stiamo rendendo conto che comunque c'è un grande malcontento all'interno del PD e anche all'interno della maggioranza in generale, che magari possa essere l'occasione per far cadere questo governo e magari arrivare a delle elezioni legittime, che ormai veramente sono trascorsi un sacco di anni dove non possiamo scegliere più nulla, in modo tale che finalmente si possa scegliere chi debba governare questo paese, che ormai sta letteralmente cadendo a pezzi. Beh, io sono per il Lombardo Veneto, lo sai, Fulvio. Non sarebbe anche male come soluzione. Leggiamo qualche messaggio. Vai. Dai, Fulvio. Allora, quando un padano in futuro dovesse subire un reato, una violenza personale da un clandestino, deve denunciare lo Stato italiano per la responsabilità e la complicità nel reato subito. Nordì si sveglia, secessione, ciao da Robby. Beh, è vero, ricordiamo l'ennesimo fatto di cronaca nera: una signora che si è fatta portare la pizza è stata stuprata con tanto di furto di 40 euro. Va bene, queste sono le risorse. Allora, andiamo avanti con un po' di messaggi. C'è chi i numeri li nasconde o li trucca, o chi invece li conosce e ci fa a pugno ogni giorno. Questo discorso vale per tutti quelli che è inesistente allo Stato e a chi governa e produce leggi che sono a dir poco assassine. Elio da Novara. Beh, è vero, tant'è vero che ad esempio quando Matteo Salvini va in televisione e dice basta studi di settore, ha una logica, no? Chi poi ha a che fare con il commercio sa benissimo cosa si sta parlando. Allora, come mai hanno deciso di rivedere solo ora la Bossi? Ok. Bossi. Cioè approfittano delle disgrazie altrui per continuare a far danni. Secessione Cristian da Brescia. Beh, anche questo è vero, sono state messe delle leggi per, diciamo, limitare quella che era il flusso migratorio, comunque per fare una selezione come capita in tanti paesi, no? Ad esempio ci sono tanti nostri giovani che purtroppo per cercare un futuro migliore, per fare un'esperienza, per X motivi vanno ad esempio in Australia, che è un paese che oggi va tra virgolette tanto, però devono rispettare delle regole veramente poi in Australia importanti. ti danno una sorta di visto
periodico, poi a Sì. seconda dell'impiego che hai e delle mansioni che svolgi c'è la possibilità, tra virgolette, di salire di livello e poter rimanere sul territorio, su quello che Certo. sicuramente non arriva qui da noi. Abbiamo una chiamata, pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Parlo con Radio Padania? Certo, Sì. è in diretta. Senta, Sì. volevo fare questa domanda. Certo, prego. Cosa ne pensate voi quando ci sono degli extracomunitari che sono qui come massimo 5 anni, chiamano i familiari da casa, poi hanno anche la pensione, se hanno qualcosa, hanno anche la pensione di reversibilità? Beh, allora, è una problematica che era già uscita tempo fa, dove, vabbè, tralasciamo che i ricongiungimenti ormai sono una prassi abbastanza comune, è però un po' un problema di fatto quello che lei dice legato alle pensioni. Abbiamo sentito di persone che hanno lavorato qui qualche anno, sono tornate al loro paese godendosi questo anche lo la pensione. Sì, ma Purtroppo- quando li chiamano qui, Sì. hanno già la casa e anche se hanno qualcosa hanno la pensione di invalidità. Noi, per esempio, che siamo anche, se vai a te non danno niente, anche se non ci vedi, anche se a te non danno niente. C'è una grande guardi, disparità, purtroppo, signor, in anzi, io trattamento. direi discriminazione razziale. Diciamo, esatto. diamo i termini come sono, perché purtroppo quando un nostro concittadino va è difficile che abbia, parliamo ad esempio anche delle case popolari, perché in graduatoria devono avere più punti? Io non è che voglio fare il razzista, perché secondo me questa non è una questione razzista, però perché una persona, un milanese, un lombardo, o un siciliano, un calabrese, un campano, un toscano, deve avere una graduatoria più bassa rispetto a un immigrato? Questa francamente devo capire. Se ci deve essere parità si parte tutti uguali, se no non si parte. Se no abbiamo un'altra chiamata. Pronto? Pronto? Sì, ci sono io. Buongiorno, benvenuto in diretta. Chi sei? Sono Federico. Ciao Federico. Ciao. Devo fare una considerazione sul 25 aprile di ieri. Sì. Sono rimasto sconvolto dalle varie manifestazioni ipocrite. Proprio mi ha lasciato lì, non pensavo che a 70 anni ci fosse in giro ancora tutta quella gente che non sa neanche cosa vuol dire la liberazione per me. Ma molto probabilmente, allora, la liberazione non c'è mai stata, anche perché noi siamo Vero? Perché noi allora comunque abbiamo non so quante basi qua in Italia degli americani, quindi tra virgolette questa liberazione l'abbiamo pagata. E poi teoricamente dovremmo esserci liberati da una dittatura che era quella fascista, ci siamo ritrovati nella dittatura europeista con tutti i danni che ne stanno venendo fuori, non girano carri armati, non gira niente, però forse fa ancora più danni che non una vera e propria guerra, quindi la liberazione molto probabilmente sta ancora nei sogni delle persone più che nelle Quello è dei vero. fatti. Io dico sempre, l'unico che può dare un po' di liberazione è Matteo Salvini. Punto È vero, e basta. è vero, speriamo. Tutti gli altri sono parole e tante ipocrisie in giro, guarda. Bene, quindi dall'anno prossimo facciamo una cosa: al posto che festeggiare la liberazione, festeggiamo l'avvento di Matteo Salvini a segretario della Lega Nord. Potrebbe essere uno spunto, ci inventiamo una festa a Fulvio. Cosa dice? Ah sì, guarda, non sarebbe male una festa del Matteo Salvini il 25 aprile, Sì. Non è male come idea. Sì, la facciamo in concomitanza con i nostri amici veneti, ricordiamolo, Veneto Indipendente, il 25 aprile La festa di San Marco. San Marco, insomma bisogna ricordarlo perché è importante. Viva il Veneto libero ed indipendente. Noi abbiamo Stessa qui cosa portato vale la per bandiera serenissima per oggi, la facciamo Lombardia. vedere. Noi, lo sapete, noi abbiamo questo problema, noi siamo proprio convinti della nostra indipendenza, prima o poi ci arriveremo fortunatamente, vero o no? Ce la faremo. Ce la faremo, sì. Allora, va bene, c'è a riguardo, c'è un messaggio che ci manda Roby. Io sulla bandiera, sulla Costituzione italiana, fa una cosa, E ne va sono fiero. Secessione. Secessione, vabbè, tralasciando il Anche se no, poi quelli di Ballarò che sono sicuramente connessi. Esatto, Roby, non mi fare andare un'altra volta su Ballarò, perché sennò qua è un casino. Prossimo step, mettono lo Zaffa dentro, Sì, le sì, manette sì. per lo Zaffa. Sì. Esatto. Però
ecco, adesso tornando un attimino sul Veneto, stanno arrivando le elezioni, mi raccomando, Luca Zaia, il Doge, mi raccomando. Continuiamo questo percorso di autonomia che è stato la Regione Veneto sta portando avanti con ottimi risultati, con a capo una persona che è sempre stata dalla parte della gente. Ricordiamo che è molto amato anche al di fuori del popolo leghista, perché comunque gli è riconosciuta una coerenza, una disponibilità ad affrontare i problemi delle persone, ad ascoltare soprattutto. Mi è capitato molto spesso di assistere a interviste e il Zai è sempre stato molto disposto al confronto, anche chiedeva anche quali fossero i problemi delle persone, si prodigava per risolverli, quindi veramente una persona, un veneto che pensa al Veneto. Quindi alle elezioni regionali, mi raccomandi, voto direi obbligato al su Doge. Luca Zaia. Assolutamente obbligato. Tra l'altro, Fulvio, visto che anche noi siamo sulla strada dell'autonomia in Lombardia, legato al referendum che verrà per trasformare anche la nostra regione in una regione, diciamo tra virgolette, a statuto speciale, c'è un interessante articolo sul quale vi consigliamo la lettura, perché adesso narrarlo qua, noi abbiamo un'ora, quindi non è che abbiamo molto tempo, però vi consigliamo di leggerlo perché è interessante. È un articolo su Tempi, in edicola in questi giorni, dove si può trovare anche su internet comunque. Si può trovare anche su internet, e il titolo di questo articolo è "Il bancomat dello Stato", rivolto a Regione Lombardia per tutti i vari dati che poi vengono enunciati. Vi rimandiamo appunto a questo articolo molto interessante che spiega quello che è il progetto di Roberto Maroni, che sta portando l'autonomia anche in Regione Lombardia. Noi siamo in chiusura. Un saluto particolare ai veneti, a tutte le persone che chiamano Radio Padania e che fanno Radio Padania, che differenza, come dicevo, del dottor Giannini, che magari non conosce la realtà e che invitiamo a conoscere la realtà di Radio Padania, così da farsi magari un'idea migliore di quella che è la nostra realtà. Noi vi salutiamo. Noi comunque, scusa Zaffa, vorrei dire che saremo sempre qui ad ascoltarvi, vi daremo sempre la possibilità di dire quello che volete, perché prima di tutto viene la nostra gente, prima vengono i lombardi, prima vengono i veneti, e noi saremo qui ad ascoltarvi e a darvi la possibilità di dire quello che volete, a differenza di tutti gli altri. Ciao a tutti, ciao!